parte di Mani Fuori, credo di esserci riuscito a convincere Stefano Camporese a dirci una cosa un po' in anteprima. Sappiamo che ci sarà, io faccio la premessa, poi tu metti la ciliegina sulla torta. Sappiamo che ci sarà un'estate importante, azzurra, qui a Padova, nei dintorni di Padova, perché avremo la finale Under 19 del campionato maschile, tra Padova, Selvazzano, Abano, no? Montegrotto e via dicendo, ma ci sarà anche la nazionale femminile che verrà a fare uno stage. Ti ho preparato l'assist. Devo andare avanti? Sì, sei obbligato. Allora, Bonita con le sue ragazze vengono a preparare il World Grand Prix e saranno qui dal 15 al 24 di giugno. Risiederanno presso le strutture ricettive di Abano e faranno degli allenamenti al Palafabris. E è quasi certo il 95% che si riuscirà a fare anche un amichevole con la nazionale. E non è ancora certa la formazione, ma pare sia la migliore università americana, che è quella, voi sapete che lì il campionato non è come da noi, insomma sono le università che popolano le nazionali, è quella che fornisce più atlete, che è in stage proprio qui in Italia, fa diversi tour nelle nostre nazioni europee e coinciderebbe con gli ultimi giorni, per cui Bonita vuole sicuramente fare. Lui parla addirittura di 2 momenti, uno sarà a porte chiuse, invece uno sarà a porte aperte, insomma, per cui nei prossimi giorni definiremo, per cui verremo a trovare l'assessore, insomma, che ha già avuto comunque una bella esperienza il giorno della Befana con l'All-Star Game, dove tanti si pensava che facessimo 500 persone, insomma, e 500 erano quelli che erano fuori, forse che non sono riusciti a trovare i biglietti, insomma, perché Padova risponde sempre. Insomma, certo. Questa è una bella notizia perché l'amichevole, cioè l'aspetto agonistico, no, Stefano, richiama sempre l'allenamento, va benissimo perché è curiosità, è un momento anche di contatto, però l'amichevole, per quanto ci sia una squadra magari universitaria, ma assolutamente di livello. Quando sei a livello di nazionale cambia poco se è amichevole, è partita di competizione, perché la mentalità la crea soprattutto in quei momenti, cioè, gli allenatori si incazzano anche durante gli allenamenti, insomma quando fanno i drill a fine partita, se non, la testa non è concentrata. Io ogni tanto vado a vedere anche quelli della 1 e vedo che il collega di Luca Orduna si incazza veramente come una fiera se la gente... Lui non vuole perdere neanche a briscola, questo io lo so bene, insomma, mi sono arrivate notizie dirette. Questo penso che faccia molto più pro anche ai ragazzi come loro che hanno incominciato adesso a vincere qualcosa, che non un aggiornamento allenatori, cioè vedere cosa vuol dire allenarsi. Cioè se sono lì un'ora e mezza, ci sono mezz'ora prima che incomincia l'allenamento e ci sono un quarto d'ora dopo che l'ho finito, insomma. Volevo chiedere all'assessore una cosa, perché parliamo sempre di sport di squadra, lei che è stata un emblema dello sport azzurro, invece di uno sport individuale, forse lo sport individuale per eccellenza, perché il nuoto, no? Cosa spinge un ragazzino poi a un certo punto a dire vado, cioè mi concentro e faccio ore e ore e ore da solo con la testa sott'acqua, perché non è semplicissimo quando sei giovane, credo. Me lo chiedo ancora anch'io, veramente. Ah, sì? Sì. Beh, con tanta passione sicuramente, voglia di... Talento ci vuole. Talento e allenamento. Il talento comunque si coltiva. Sì, certo. Anche se si nasce col talento, poi se non ci si allena sicuramente non si va da nessuna parte. Non è mai mancato un po' lo sport di squadra, il fatto di stare insieme con un gruppo? Forse allora ci bastava anche il minuto tra una distanza e l'altra per scambiare una battuta, poi sicuramente magari dopo le gare, dopo gli allenamenti, qualche volta ci si trovava tutti in gruppo, come fanno loro. Oggi che vanno a mangiare la pizza insieme. Era già sufficiente, lei Era diceva. già sufficiente, sì. Capito. Dov'è il capitano della Chiovene Padova? Ah, sei tu. Nome e cognome intanto. Andrea Barutta. Andrea? Barutta. Allora, cosa ti ricordi di quel giorno lì? Perché poi ci sono delle giornate che rimangono poi nella vostra memoria di giocatori di pallavolo. Perché chissà se continuerete a giocare, se smetterete. Chi lo sa, io vi auguro di giocare fino a 100 anni. Beh, io mi ricordo che siamo stati veramente bravi. A parte qualche pecca durante qualche partita che potevamo evitare, siamo stati bravi, siamo riusciti a vincere, che è una cosa che non ci aspettavamo. Non solo in quel giorno, ma probabilmente anche nelle partite precedenti, perché sì. Vogliamo ricordare che la Boy League non è stata la finale di Cesenatico, ma si è arrivati un po' alla volta, no? Sì. Con dei concentramenti, qualificazioni, dove insomma mi pare che solo con Trento abbiate perso, può essere? Sì. Poi a Cesenatico abbiamo perso anche col Segrate. Però siete riusciti poi a sì. recuperare
Tu hai vinto qualche titolo giovanile, Luca? Zero. Zero. Non hai fatto mini volley, non hai vinto titolo giovanile. Io riesco a vincere solo con lei quando rubo a ping pong e basta, se no per il resto non vinco mai. Ma come non vinci mai? No, non è vero, dai. Provo a rubare anche Corduna. A giocare a carte? No, anche quando gioca a pallavolo ma ruba più di me, quindi... Ma voi fate, dei tornei 3 contro... delle sfide 3 contro 3 durante l'allenamento che sono proprio all'ultimo sangue, mi hanno detto. Sì, ma diciamo che adesso lo facciamo come riscaldamento, poi vediamo la settimana prossima cosa se diventerà anche magari qualche giorno. Ecco, cosa farete la settimana prossima che non ci sarà più l'aspetto agonistico? Avete già un programma? Da quello che so abbiamo una settimana di ferie completa e poi dopo dovremo riniziare gli allenamenti. Come si dice, sedute tecniche? Spiritiche. Spiritiche no. Sì. Sentiamo anche Daniele Stefan, che è stato, diceva Alice, uno dei tu li hai seguiti, Daniele, un po' più da distante per un certo periodo? Allora, diciamo che ho cominciato la stagione con loro e l'ho seguita fino a 3 settimane fa, circa 4, che poi ho dovuto lasciare per problemi... Ti sei perso il più bello allora? Mi sono perso il più bello, però fortunatamente mi ha chiamato l'Alice, sono andato con loro a Cesenatico ed è stata veramente una bellissima avventura e anche un'emozione poter vincere, anche perché era inaspettata e inattesa. Anche... È la prima della storia della pallavolo Padova, esatto. Perché c'è uno scudetto, diciamo quello vero e proprio, quello della FIPA, questo è un torneo di Lega, dobbiamo anche specificarlo, ma sono un torneo di Lega che mette assieme le migliori squadre italiane. La cosa più bella, almeno per me, è che proprio è arrivato inatteso, ma penso fosse inatteso anche un po' per tutti, coach compreso, perché era arrivato un messaggio il giorno prima su WhatsApp che era tutto a dire a noi. Ditemi perché sono curioso. Ma questo è quasi gossip, non possiamo quasi gossip, no, se gossip l'abbiamo già fatto anche troppo prima, quindi... E quindi è stata veramente una bellissima avventura. E poi con i ragazzi qua, vabbè, io sono un bambinone, mi dice il coach, un po' cresciuto, quindi con loro mi trovo da Dio e sto veramente bene, insomma, è stato bello. Stefano, siamo alla fine di questa stagione della Tonazzo, un filo di bilancio, io vorrei chiederlo anche a te però, perché insomma, abbiamo speso tante parole in questa stagione, la squadra più giovane, ma come si farà a vincere una partita con tutti questi giocatori, invece ne hanno 25, arriveremo ultimi di sicuro, siamo arrivati terzultimi, insomma, e il pubblico magari dopo 3 partite che perde di filo sarà tutto a casa, invece? Hanno detto gli altri cosa hanno fatto, insomma hai fatto vedere anche delle dichiarazioni per cui... Diciamo che lodarsi non è mai la cosa migliore, insomma, quello che sei e quello che dimostri, insomma, vale molto di più di quello che dici, per cui i ragazzi ce l'hanno messa tutta, anche se tu hai detto si poteva evitare di far vedere qualcosa, però ci sta, insomma, perché forse anche la troppa voglia di dover dimostrare. E questa è una cosa che non deve essere, cioè, hanno un tecnico che secondo me è invidiato da molte società, la società lo lascia lavorare, favorisce il fatto che non ci siano delle retrocessioni, ma questo permette di valorizzare tanti ragazzi. Tu sei uno statistico di Padova, e bastava vedere i 2 sestetti che c'erano in campo settimana scorsa, non solo giovani, non solo italiani, ma tanti anche del nostro territorio veneto, e di là contavi 2 italiani. 2 italiani, tutti stranieri. Di cui anche non troppo giovani. Certo. Sono 2 modi diversi di fare sport che meritano rispetto tutti e 2, insomma ci teniamo al nostro, io penso che valga molto. Anche perché si può costruire, no? Così, Assessore, cioè una squadra padovana con tecnici diciamo veneti o tanti padovani con ragazzi del settore giovanile che sta crescendo, sta diventando veramente un'eccellenza, penso, del territorio. Sì, certo, ma poi anche... La gente, se vede che c'è spirito di gruppo e anche volontà e impegno in campo, penso che segua volentieri la squadra. Basta pensare anche alla nazionale di rugby maschile che perde sempre, però gli stadi sono sempre pieni. Certo. Sì, diciamo che forse il pubblico di Padova e in generale la pallavolo padovana ha capito la filosofia di questa società, che non è quella che può spendere o spandere, perché i bilanci, ahimè, della pallavolo Padova sappiamo bene sono molto limitati, ma spende con molta oculatezza, e quindi questo il pubblico l'ha capito, quindi ha dato fiducia a questa società che, ripeto, viene presa in questo momento ad esempio anche da società che stanno lottando per lo scudetto, quindi penso che vada bene. Stefania, allora, siamo quasi in chiusura, facciamo un piccolo riepilogo di questo appuntamento, lo lanciamo definitivamente perché noi faremo ancora 1 o 2 massimo puntate, ma poi il 10 maggio, quindi il gossip era prima,
che il 10 maggio è anche il mio compleanno, per quello te lo volevo dire, che è un giorno importante, Ma Stefano. lo facciamo per quello? Ah, ecco, appunto, festeggiamo così, giusto? Esatto. Stefania ha detto che ci sono 10 piani, dal quinto ti mettiamo lì. Esatto, insomma, posso salutare tutti dall'alto, sì, una cosa sarà... Ho detto quinto così tanto per dire. C'è un 5 davanti, ma chissà perché. Insomma... Comunque, intanto il 10 maggio, porte aperte proprio alla ricerca. Questo è importante, infatti questo volevo sentirti dire. Porte aperte sia alla ricerca, allo sport, a chi vuole venire a visitare la torre, a chi vuole venire a divertirsi con noi. E veramente spero, ci auguriamo che ci sia anche una grande affluenza di chi magari di solito non segue la pallavolo, ma per l'occasione diventa un grande fan e si avvicina quindi anche sia allo sport che al nostro mondo. Ringrazio la pallavolo che da tanti anni ormai ci sostiene. Quando prima parlavi avete detto giustamente che i bilanci sono risicati, ma a me è sempre sorpreso come proprio questo tipo di gestione, intanto siete secondi per numero di iscritti in Italia. Terzi per numero di iscritti, però questo vuol dire che i numeri sono importanti, circa 10.000 fa giusto la pallavolo Padova. Posso dire che 2 euro li destinate sempre al sostegno sociale, quindi fondamentalmente una bella fetta a Città della Speranza, e questa è una cosa che mi ha sempre sorpresa e ho trovato sempre importante, perché appunto con le difficoltà che ci sono nel mondo dello sport, con la difficoltà di far crescere questi ragazzi, pensare anche di sostenere la fondazione l'ho trovata sempre molto nobile. Un contributo concreto anche. Assolutamente, infatti quello dicevo, non è solo un mattoncino, ma è la ricerca. Tanti ricercatori possono lavorare anche proprio per merito di queste iniziative, infatti, perché mi aggiungo e anche mi collego al fatto che, visto che fra poco siamo in periodo di dichiarazione redditi, il 5 per 1000, pensate che ogni 1500 firme noi riusciamo ad assumere un ricercatore. E quindi voglio dire, il contributo Pallavolo Padova, 5 per 1000, e su questo Padova è veramente forte nel sostenerci col 5 per 1000, è quello che ci farà vedere quel giorno quanti ricercatori, perché chiaramente abbiamo invitato anche tutti i ricercatori quel giorno ad essere presenti, quanti stanno lavorando per voi, per noi, per dare un futuro a tante persone. Quindi bene. Quindi l'appuntamento è davvero, segnatelo tutti in agenda questo 10 maggio, che ripeto è una giornata davvero particolare. Siamo in chiusura, io ringrazio e applaudo l'assessore Cesare Rampazzi per essere con noi. Stefano Caponese, grazie Stefano per quello che fai anche per questa trasmissione. Stefania, grazie davvero, grazie di cuore. E grazie a Luca Beccaro che ci avete fatto passare davvero un bel campionato. Ragazzi, voi aspettate un attimo che facciamo una sorpresa finale. Io do l'appuntamento a mercoledì prossimo, anzi il primo è domenica, ve lo ricordo, per chi vorrà fare la trasferta di Monza per l'ultima partita di regular season della Tonazzo Padova contro il Vero Volley alle 18 al Pala Iper di Monza, ultima partita dell'anno, secondo me in 2 ore ci si arriva, quindi può essere una bella trasferta, anche se è il giorno di Pasqua, dopo il pranzo si può fare questa gita. Invece noi come sempre ci troveremo puntuali qui mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Mani e Fuori stagione 2014-2015. Volevo chiedere ai ragazzi che si mettessero tutti in cerchio qua e facessero quello che fanno dopo i time out, prima della partita, dopo la partita. Che cosa fate voi? Dai che lo facciamo, dai tutti insieme, non abbiate paura, l'immagine viene dall'alto, fatelo e chiudiamo, mettetevi, fate quello che fate voi di solito. Questa è la Chioene Padova che ha vinto la Boy League, com'è che fate? Vai! Eccoli qua, bravi ragazzi, complimenti. Ci vediamo mercoledì prossimo, TV7 News, Mani e Fuori. Ciao, buonanotte. Ciao.